Signor Ministro, questa mattina il Ministro del Turismo e degli Affari Regionali ha ancora una volta rinviato la presentazione della bozza di decreto legislativo e ne ha solo presentato i principi informatori che contrastano con numerose decisioni del Parlamento. Mi riferisco a mozioni e a ordini del giorno di Camera e Senato. Sono principi che condannano a morte 30.000 imprese italiane, 30.000 famiglie italiane, 300.000 posti di lavoro, 1 milione con l'indotto. Noi vi chiediamo ancora una volta di andare a Bruxelles a chiedere la non applicazione della direttiva Bolkestein al settore balneare, perché non c'è lesione della concorrenza, essendo possibile assentire numerosissime nuove concessioni e perché trattasi di specificità unicamente italiana. Perché non siamo stati rassicurati in proposito, Ministro? Volete forse che il settore finisca in mano alle multinazionali o peggio alla criminalità organizzata? Volete che questi 30.000 disperati creino ancora problemi di ordine pubblico? È possibile che in una nazione normale Marcello Di Finizio venga allontanato dalla capitale della sua nazione per 3 anni solo perché ha rivendicato il diritto costituzionale al lavoro e alla libertà d'impresa? Che tipo di nazione avete in mente? Ministro, avete intenzione di andare a Bruxelles a rivendicare la non applicabilità della Bolkestein al settore dei balneari? Grazie onorevole Favia. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Rino Piero Giarda, ha facoltà di rispondere. Signor Presidente, onorevoli deputati, le vicende del signor Marcello Di Finizio sono ben note al Governo. Sia il Ministro Gnudi che il Ministro Moavero sono intervenuti in diverse occasioni per evitare che le manifestazioni di protesta del signor Di Finizio, che sono comprensibili sotto il profilo umano, non degenerassero e ponessero a rischio la sua incolumità. È stato incontrato in più occasioni ed è stata percepita la difficoltà in cui lo stesso si trova, difficoltà che, seppure conseguenti a vicende particolari, si comprende bene che sono in parte coincidenti con lo stato di sofferenza del turismo balneare. Il provvedimento restrittivo della Questura di Roma, a cui il signor Di Finizio è stato sottoposto a seguito della vicenda dello scorso 2 ottobre, il cosiddetto foglio di via obbligatorio, è stato invero adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 1959 del 2011 in relazione alle esigenze di tutela della pubblica sicurezza, cui è unicamente preordinato, tenendo conto di precedente analoga iniziativa dimostrativa posta in essere dal signor Finizio. L'11 maggio scorso si era arrampicato su un ponte gru galleggiante nel porto di Trieste, nonché del rilievo penale del suo comportamento. Egli è stato deferito all'autorità giudiziaria in stato di libertà in ordine ai reati di procurato allarme e di omesso obbligo di preavviso di pubbliche manifestazioni. Il Governo ha d'altronde già rappresentato anche in quest'Aula lo scorso 12 settembre il percorso intrapreso in merito alla regolamentazione del settore delle concessioni demaniali marittime a seguito dell'eliminazione del diritto di insistenza dall'articolo 37 del Codice della Navigazione e della conseguente chiusura della procedura di infrazione comunitaria riguardante la sussistenza di meccanismi anticoncorrenziali nell'assegnazione delle predette concessioni in Italia. In accordo con la Commissione europea è stata introdotta una proroga delle concessioni con finalità turistico-ricreative in essere fino al 31 dicembre 2015, in vista della delega al Governo per il riordino della legislazione relativa alle concessioni stesse. L'intervento normativo mira da un lato a tenere conto delle esigenze della tutela della concorrenza, che sono di matrice europea, e dall'altro a preservare le funzionalità del settore. Le preoccupazioni di questo delicato settore, a cui sono riconducibili le imprese dimostrative del signor Di Finizio, sono tenute ben presenti dal Governo. Grazie. Il Ministro ha facoltà di replicare, onorevole Di Pietro. Allora, se abbiamo capito bene, signor Ministro, il Governo ritiene ben presente e terrà ben presente le difficoltà della categoria del signor Di Finizio. Il fatto è che non basta tenerle presente, questo è il lavoro che faceva Ponzio Pilato. Stava a guardare
nel mentre qualcuno ammazzava i bambini, ammazzava l'economia dell'Italia, ammazzava l'economia di un settore che, come ha detto il mio collega, ha 30.000 imprese, 30.000 famiglie, 300.000 posti di lavoro, 1 milione di posti di lavoro di indotto. E ciò che noi le chiediamo è di far presente il governo all'Unione Europea, e qui per la seconda volta non ci avete portato una carta, un documento, una dichiarazione, un impegno, di andare qualcuno di voi, un fine settimana magari, invece di andare al mare, di andare all'Unione Europea, a difendere le ragioni di una specificità italiana, quella dei balneari italiani, che non esiste in nessun altro paese europeo, nei confronti di una direttiva, la Bolkestein, che nel mandare direttive generiche ed astratte ha incluso anche lavori che non possono rientrare in quella direttiva. Voi mi dovete spiegare perché dalla direttiva sono state escluse i notai, sì, i venditori d'acqua minerale, sì, e non i balneari, dato che solo in Italia abbiamo 8.000 chilometri di spiagge e di coste. È chiaro quindi che la realtà è che questo governo, per farsi bello agli occhi della Commissione europea, se ne frega di quel che sono gli interessi del nostro territorio, delle nostre imprese, soprattutto piccole e medie, che sono costrette a morire di fame e di sete adesso che arriveranno le multinazionali, se va bene, la mafia e l''ndrangheta se va male. Grazie onorevole Di Pietro, passiamo all'interrogazione.